Vincenzo, Valentina, Matteo, Bianca, tante storie dolorose sono solo alcune delle vittime della cosiddetta strada della morte, la 106. Nell'arco di tempo che va dal 2013 al 2017 sono 21 le vittime all'anno, che emergono dal primo rapporto sugli incidenti stradali mortali redatto dal Centro di Analisi e Ricerca dell'Associazione Basta Vittime sulla 106 e presentato oggi a Catanzaro. Il numero delle vittime, la loro distribuzione e la localizzazione lungo la SS 106 nel territorio calabrese, l'età, il genere, tutte informazioni contenute in questo opuscolo per capire qual è in realtà la pericolosità della 106, ma anche valutare quali siano i costi sociali e le proposte che l'associazione avanza affinché possano essere posti dei rimedi alla continua mattanza che da decenni avviene sulla famigerata e tristemente nota strada della morte. Noi abbiamo raccolto i dati relativi ad un periodo abbastanza rilevante, gli ultimi 5 anni, dal 2013 al 2017, e in questo periodo il caso ha voluto che purtroppo fossero 106 le vittime. E questo già è un dato importante, perché significa che siamo intorno alle 21 vittime di media all'anno, ed è tantissimo. E poi soprattutto l'altro elemento che spicca è quello sui costi sociali. Lo Stato ha speso per queste 160 vittime un costo medio di 160 milioni di euro. In questi 5 anni non è riuscita a spendere neanche 50 milioni di euro di interventi di messa in sicurezza. Interventi che poi sono dei palliativi, cioè in realtà quello che serve è l'ammodernamento della 106. Un focus vero e proprio, come mai se n'era fatto uno in precedenza, nato con lo scopo di sensibilizzare tutti per trovare soluzioni immediate e concrete affinché stragi simili non si ripetano, intervenendo dove necessario per mettere in sicurezza, dopo decenni di parole, finalmente la strada statale 106. Quello che emerge da questo rapporto è che questa strada è una strada inadatta a gestire gli attuali volumi di traffico, una strada progettata negli anni '80 per gestire dei volumi di traffico che oggi ne gestisce molti di più, e questo è il punto. Ora, su questo noi rileviamo il grande attivismo degli ultimi 5 anni del governo Renzi-Gentiloni, che hanno sbloccato l'ammodernamment della 106 da Siberi a Roseto, la 4 corsie, che ci dicono partirà all'inizio del 2019. Speriamo che ci sia una continuità anche dei nuovi governi affinché questa cosa possa continuare a sud di Siberi.